e noi eravamo in una nuvola di salsedine. Era sereno come adesso, non c'erano nuvole in cielo, non vedevi spargi, pioveva ed era tutta la frantumazione delle onde polverizzate che arrivava qua e ha tutto bruciato le punte dei ginepri, no? Che erano morte tutte le punte. Pioveva a Salsedine ed è stata una burrasca enorme, no? Una cosa che non era mai successa da 150 anni. Allora evidentemente una cosa così tu non la puoi vedere perché non può succedere dall'oggi al domani. Quest'inverno, ad esempio, non è mai successo una burrasca oltre i 60 nodi, però è stato un inverno eccezionale, era di una bellezza inimmaginabile. Noi eravamo una barca nella burrasca estrema, 104 nodi, in mezzo alle bocche di Bonifacio. Qua c'è stato alle 9 di sera, eravamo in casa io e Federico, si sente un boato enorme, cazzo, cosa è successo? Usciamo di casa, c'era la porta di casa che era di massello di 6 centimetri di spessore, una porta di 120 per 2 metri che si era scardinata perché io l'avevo aperta contro il muro di granito come lì dalla porta, no? E poi ci avevo messo un paletto di quei paletti quadrati, no? L'avevo piantate premuto contro il muro, no? Il vento ha cercato è penetrato tra la porta e il muro, che non era pari, era di granito come questo, e ha cercato di aprire la porta. Il paletto, che era così, ha fatto leva, la porta si è sollevata, si è scardinata ed è caduta in terra. Una porta che il giorno dopo, in due, io e Federico, che era un omone grande e grosso, facevamo fatica a sollevare.